Un saluto e ben ritrovati cordiali amici videospettatori. Davide Sottile per le telecamere della Wii Sport vi presenterà quest'oggi dal Garden Sport di Mili Marina Messina il match del campionato di promozione Girone C, ottava giornata, quello tra Città di Messina e Real Aci. Città di Messina che arriva all'ottava giornata da capolista, 17 punti in classifica a pari merito con il Camaro. Real Aci che insegue a una sola lunghezza, 16 punti. Gli ospiti che dalla terza giornata fino ad oggi hanno trovato soltanto vittorie, sono infatti 5 quelle consecutive. Prime due giornate un po' altalenanti per il Real Aci che ha trovato un pareggio e una sconfitta. Tutt'altro il cammino del Città di Messina che ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto a tutte le altre nelle prime uscite stagionali, invece nelle ultime due fa fatica a trovare la vittoria. Sono infatti 2 i pareggi consecutivi nelle ultime 2 uscite per il Città di Messina, quello con il Città di San Filippo dello scorso turno di campionato e quello di 2 turni fa, 0-0 contro la Ionica. È quasi tutto pronto per cominciare. Arbitrerà il match il signor Toro di Catania, coadiuvato da il signor Surace e Fazzi, rispettivamente di Catania ed Enna. Si può partire, sarà il Città di Messina a dare il calcio d'inizio del match che attaccherà da sinistra verso destra, Real Aci da destra verso sinistra. E proprio per gli ospiti la prima occasione, che guadagnano un calcio di punizione dal limite. Sul pallone c'è il numero 5 Sparta che prova a calciare col destro, la palla scende ma non abbastanza per impensierire Simoni, estremo difensore del Città di Messina. E ancora il Real Aci ad affacciarsi nella zona difensiva del Città di Messina, prova a calciare Mammone con il destro dal limite, e ancora Simoni a trattenere la sfera. Poi prova a uscire il Città di Messina con Iovine che lancia Ricò, che agisce sull'auto di destra, ancora Ricò, serie di finte, pallone appoggiato ancora per Iovine che mette in mezzo questo pallone, non ci arriva per un soffio Amante, uscita di Catalano che blocca la sfera. Occasione per il Città di Messina che qui ha un'altra possibilità, ancora con Aricò che calcia questa punizione, pallone che resta lì ma Mancuso non riesce a trovare la coordinazione per calciare in porta. Qui bel gesto di fair play tra i due giocatori. Ancora Città di Messina in avanti con Codagnone che addomestica il pallone, lo serve ad Amante, Amante ancora sulla fascia destra, dà uno sguardo in mezzo, poi punta il difensore, ancora Amante, mette in mezzo per Aricò! Città di Messina in vantaggio, Davide Aricò con un tiro da biliardo, la palla passa in mezzo a 4 maglie Amaranto, Catalano non la vede partire ed è il vantaggio del Città di Messina. Rivediamo, Davide Aricò trova lo spiraglio in mezzo al muro Amaranto e porta in vantaggio i suoi. Esplosione di gioia, anche festeggiato dall'allenatore Basile. Qui ancora il Città di Messina in avanti con Amante che entra in area di rigore, cade giù e il direttore di gara non ha dubbi, simulazione e giallo per Amante. Forse ha un po' accentuato la caduta in questa circostanza, ma è ancora Amante a creare più di un grattacapo alla retroguardia del Real Aci. Amante mette in mezzo il pallone col sinistro, Covagnone sfiora e poi rischia l'autogol la retroguardia del Real Aci con Crispino. Poi ancora Real Aci che prova ad offendere con questa occasione, prova a incunearsi in aria, poi il pallone finisce sul sinistro di Tenerelli, però è morbido e ancora Simoni riesce a trattenere la sfera. Poi ancora Real Aci in avanti con il colpo di testa a liberare Febbraio, all'assistente ha alzato la bandierina e segnala la posizione regolare. Poi Arena serve il pallone a Cardia che vede nello spazio Amante, Amante entra in area di rigore, prova a incrociare col destro, la palla finisce fuori di un soffio, occasionissima per Amante, forse il più pericoloso per i suoi, ma non c'è più tempo, finisce la prima frazione di gioco sul punteggio di 1-0. Il gol è di Aricò, dopo 27 minuti di gioco ha sbloccato la partita il Città di Messina. Adesso è importantissimo mantenere il pallino del gioco, non farsi schiacciare dagli avversari. Real Aci che da parte sua invece deve cercare di trovare lo spiraglio giusto per mettere in difficoltà la retroguardia del Città di Messina.
Ma continua ad attaccare il Real Aci, che prova con questo tiro dalla distanza di Galiano. Qui però Febbraio mette il pallone all'indietro, pallone allontanato in avanti, ancora dove c'è l'inserimento di Codagnone che supera due difensori, si inserisce Aricò che tenta il pallonetto, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Il Città di Messina ha un'occasionissima per siglare il gol del 2-0. Qui vediamo Febbraio che si dispera per aver perso il pallone. Qui Cardia prova a inserirsi, viene steso e c'è calcio di punizione dal limite e arriverà anche il giallo verso Bello. Della punizione se ne incaricherà Arena, è uno schema però, la palla finisce ad Aricò che cerca l'inserimento di Amante, ma capisce tutto l'estremo difensore del Real Aci. Qui ancora Cardia, sombrero straordinario in mezzo al campo, poi però perde un brutto pallone, lo recupera Febbraio e sfida nell'1 contro 1 Arena. Passa a Febbraio, il pallone finisce sui piedi di Manca da uno sguardo, rientra sul sinistro, prova Manca! Ma che gol ha fatto Manca! Un gol straordinario, parabola velenosa che supera Simoni e trova il gol del pari per il Real Aci. Gol meraviglioso di Manca, attaccante classe 92 del Real Aci, Daniel Manca. Adesso per il Città di Messina è tutto da rifare. Qui prova a correre ai ripari Basile, esce Codagnone, entra Libro, forse per dare più spinta sugli esterni, poi la partita si innervosisce e il direttore di gara allontana l'allenatore del Real Aci. Si gioca poco a pallone, molte chiacchiere. Arriva anche il momento di un altro cambio per il Città di Messina, esce Iovine col numero 2, entra Giovanni Ginagò col 18 e viene subito cercato da Libro, pallone per Ginagò. Ginagò mette giù il pallone, lo mette in direzione di Amante, che però viene anticipato in calcio d'angolo, ma è ancora Amante a creare molte preoccupazioni alla retroguardia del Real Aci. Qui ci prova con questo cross messo in mezzo in direzione di Leo che non riesce a trovare lo specchio della porta. Occasionissima ancora una volta per il Città di Messina. Qui il Real Aci prova ad approfittarne con Tenerelli che fa la sponda per Febbraio. Febbraio potrebbe calciare, invece serve Manca che tenta col tocco sotto di destro e la palla finisce alta sopra la traversa. E ancora Amante che non ci sta, vuole trovare il gol della vittoria. Amante entra in area di rigore, cerca spazio per metterla in mezzo, non lo trova, poi a rimorchio da dietro, la palla finisce in mezzo ma non riescono a indirizzarla verso la porta. Ancora Città di Messina in avanti, qui un altro cambio, esce Arena, entra Ballarò, poi Libro, scaglia il pallone in direzione di Cardia che sfiora forse il pallone e si dispera per l'occasione mancata, non trova lo specchio della porta. È l'ultima occasione della partita perché il direttore di gara dice che può bastare così. Città di Messina 1, Real Aci 1. Ennesimo pareggio per il Città di Messina. Real Aci ha dimostrato di essere una squadra all'altezza dei ragazzi di Mister Basile. Da Davide Sottile per Wisport è tutto, un saluto e alla prossima!